al Presidente con i migliori auguri di buon lavoro. Grazie mille. Grazie. Veramente è un problema. Ma indosserà questa o terrà la sfida di Alberto La Giussa? O tutte e due? Però se volete vedere, cioè nel senso, siccome per me il simbolismo è importante, io faccio notare il logo di questa cravatta, che è il logo dell'aeronautica militare. È un'arma alla quale io sono molto affezionato per le questioni familiari di mio padre, poi io stesso sono pilota, quindi è diciamo un simbolo al quale io tengo molto. Insomma, la cabina di pilotaggio. Il simbolo dei sardi piuttosto che... Porterò certamente il simbolo dei sardi. Io sono sardo, su questo penso che non ti compete non anche sia, come ruolo adesso. Su questo sono sardo, sono algherese, orgogliosamente algherese, quindi la Sardegna è un continente, è un unicum, quindi certamente questa bandiera ce l'ho spillata nel cuore. Grazie. Faccio politica perché sono un amante della politica, ma soprattutto amo infinitamente il mio territorio e la mia città. Ho sempre fatto attività di sindacato politico, cioè nel senso, ho difeso quelli che sono i diritti del mio territorio, che troppo spesso è stato dimenticato. Ecco, uno dei miei obiettivi sarà quello di riequilibrare questa Sardegna, cioè tenere uniti i quattro muri. Questi quattro muri non devono essere uniti solo nella bandiera, ma anche nella realtà.